Sì, da una parte chiaramente siamo dispiaciuti perché sai quando tocchi con le mani 3 punti e poi alla fine avevi comunque completato una rimonta sul 3-2, un pochettino ti fa male. Abbiamo subito il terzo gol su un calcio di rigore, io chiaramente non ho visto se il rigore ci fosse o meno, però alla fine non bisogna trovare alibi, è un 3-3 che chiaramente un pochettino ci fa male, però lo prendiamo a questo punto in vista della partita di domenica, che sono una partita importantissima. Finire sotto la curva è stata un'emozione bellissima e dispiace perché poi alla fine potevamo portare a casa i 3 punti, però comunque sappiamo che c'è da lavorare, lo faremo da martedì in vista della partita di domenica.